Euroregione.news. Ville e chiese aperte e non solo visite, ma ora anche esperienze. Il 20 ottobre aprono le porte ai visitatori 11 ville gentilizie e 14 chiese storiche che si trovano nell'area dei 7 comuni che, riuniti nella gestione associata Noi Cultura e Turismo, con capofila Manzano, oltre Manzano anche Butrio, Corno di Rosazzo, Pavia di Udine, Pradamano, Premariacco e San Giovanni al Natisone, da quasi 20 anni propongono l'evento Ville e chiese aperte. Però da quest'anno ci sono delle novità importanti. La prima novità è la collaborazione con il distretto del commercio Friuli Orientale, con capofila il comune di Pavia di Udine, che raggruppa 12 comuni, 7 dei quali protagonisti appunto dell'evento Ville e Chiese Aperte. Ad illustrare i contenuti della collaborazione sono stati in conferenza stampa nel Palazzo della Regione a Udine il sindaco di Pavia di Udine Beppino Govetto, il manager del distretto del commercio Friuli Orientale Edison Mariva, presenti il vicepresidente della quinta commissione regionale Igor Treleani e il consigliere regionale Mauro Di Bert e il vice sindaco di Manzano Silvia Parmiani. È una manifestazione che ha una lunga storia alle spalle e che evidentemente come format ha funzionato negli anni ed è tuttora un qualcosa di attuale. E come hanno risposto i visitatori in questi anni? Molto bene, c'è stata chiaramente un'affluenza sempre maggiore perché le ville e le chiese variano nel corso degli anni, proprio perché i nostri territori sono ricchi di questa offerta culturale e quindi c'è sempre una novità che andiamo a proporre e che quindi va ad interessare il visitatore coinvolto. Sostenuto ed avviato grazie alla Regione Friuli Venezia Giulia, Camera di Commercio di Pordenone Udine, Associazione di Categoria e Banca 360 FVG, il distretto del commercio Friuli Orientale, anche chiamato distretto delle meraviglie per le bellezze e le opportunità territoriali che offre, inaugura la sua operatività proprio con l'evento del 20 ottobre, con l'obiettivo di coinvolgere ed evidenziare il tessuto economico e commerciale locale di qualità. Qui sta la seconda novità, la contaminazione tra la storia e la bellezza di architetture di epoche passate ed esperienze nel campo della moda, del gusto e dell'arte canora affidate nelle mani di operatori economici, espressione di attività locali del territorio. Siamo al punto, di partire con questa iniziativa. Vogliamo raccontarla brevemente? Allora, intanto la manifestazione, l'evento Ville e Chiese Aperte è un evento importante, no? Che ha una sua storia, una storia che è andata sempre più, ingrandendosi ma anche arricchendosi di contenuti. Quest'anno noi intendiamo appunto partecipare come distretto del commercio, approfittare di questa occasione che è unica per il nostro territorio, cioè quello di avere migliaia di persone che frequentano, che vanno a visitare queste ville, che incontrano il territorio e incontrano le sue ricchezze. Quindi l'occasione era troppo ghiotta per lasciarcela sfuggire. Abbiamo inteso, tramite appunto la collaborazione con il comune capofila di Manzano, con i comuni che fanno parte di Territoria, di proporre questa collaborazione e quindi di approfittare in senso buono degli spazi che ci sono offerti dalle ville per far vedere quelle che sono alcune delle peculiarità importanti da un punto di vista commerciale, da un punto di vista artigianale, da un punto di vista della proposta commerciale che può offrire il nostro territorio. I work experience che verranno prodotti, che verranno così allestiti un po' e offerti al pubblico sono di qualità, di grande qualità per noi. È la prima tappa questa di una replica di questa formula, potrebbe essere, poi ovviamente dipende dal successo o meno, ma certo. Comunque mi pare che sia interessante questo incrocio, questo incrociare diverse le attività economiche con quello che il territorio dal punto di vista della cornice storica può offrire. Speriamo sia la prima di altre esperienze che possono maturare anche con altri eventi che si possono presentare sul territorio, ce n'è parecchi, quindi questa sorta di contaminazione, chiamiamola così, che può effettivamente produrre un ritorno anche in termini economici di crescita sociale del nostro territorio.
Protagonisti il 20 ottobre diventano, insieme a ville e chiese antiche, persone che quotidianamente si mettono in gioco con il loro agire, affrontando anche momenti sempre più complicati a causa dei mutamenti sociali ed economici. Artigiani, professionisti, commercianti che hanno accettato con entusiasmo di sperimentare questa nuova formula esperienziale, diventandone così testimonial, nella convinzione che, come ha detto Sommariva, la cultura possa aumentare il valore percepito dei prodotti locali. Qui si tratta di coinvolgere sempre di più in eventi e in promozione del territorio le persone che qualche volta magari stanno lì ad aspettare che qualcosa succeda. Prego. Sì, siamo entusiasti di questa iniziativa, è un'intuizione. Tutti sappiamo il valore della cultura che caratterizza l'identità di un territorio, la personalità, l'anima del territorio. Sappiamo che è molto collegato col turismo, fortunatamente. Non sapevamo, prima di pensarci, che ci fosse un nesso strettissimo con il commercio. Ed è questo che stiamo cercando di fare, perché in realtà la cultura dà identità, dicevo prima, aumenta il traffico turistico, ma anche dà maggiore percezione di quello che è il servizio che viene reso dal commerciante in termini di vendita di beni e dall'artigiano in termini di beni di servizio. Gli operatori sono attori di questo percorso, i commercianti lo faranno in alcune delle ville su 3 motivi di fondo: la moda, quindi la bellezza, la gastronomia, quindi il piacere, e alla fine, dulcis in fundo, il coro, la musica, che è il sogno sostanzialmente. Ecco, sotto queste 3 parole noi vorremmo cercare di stupire, coinvolgendo i commercianti e coinvolgendo soprattutto la popolazione e il consumatore utente regionale e magari anche veneto e carinziano. E quando avete contattato chi si occupa di moda, ecco, in questo caso, nel senso che è un commerciante della moda, no? Può essere anche un artigiano ovviamente, quando ha ricevuto la vostra telefonata e lì avete esposto l'idea, che cosa ha detto? Oh, che bella cosa! Ha detto così, ma siamo consapevoli che l'insieme dei commercianti è un corpo sociale, non tutti hanno così una reazione immediata, qualcuno deve vedere, osservare, vivere e poi sicuramente salirà sull'autobus con noi. Ed è così che in 7 delle 11 residenze storiche visitabili il 20 ottobre, tra stucchi, affreschi, saloni d'onore e statue di marmo, ci sarà chi darà vita al filone gastronomico, mettendo mano ai fornelli negli show cooking organizzati a Villa De Brandis, a Villa Michelloni e a Villa Nachini, completati da degustazioni eroiche. C'è chi proporrà l'arte del forno con pane e delizie salate a Villa Agricola Pighin, chi invece nei saloni di Villa Caimo, Dragoni, Giacomelli darà vita al filone moda, proponendo workshop di styling con le tendenze outfit invernali da provare e da ammirare in sfilata. Madrina dell'evento sarà Eleonora Paron, Miss Friuli Venezia Giulia. C'è chi a Villa Romano si impegnerà in una masterclass di trucco e parrucco con laboratorio di acconciature e make-up, e ci sarà anche un angolo fotografico. A Villa di Toppo Florio sarà invece protagonista la musica con il concerto Donna Donna Musica Tu a cura del coro Santa Cecilia di Pradamano e del gruppo corale Carlino. Anche qui degustazione finale con stuzzichini e vini autoctoni. Le visite a ville e chiese saranno assistite da guide turistiche professionali e la partecipazione agli eventi esperienziali è gratuita previa prenotazione su Eventbrite.